Specialisti a confronto sul futuro dell'otorinolaringoiatria. Tanti gli italiani, ma in crescita anche le presenze internazionali al 13° simposio in corso fino a sabato all'ospedale All'Angelo. A coordinare i lavori Roberto Spinato, presidente della SVO, Scuola Veneta di Discipline Otorinolaringoiatriche, in pensione da qualche tempo ma ancora pienamente operativo all'interno del Dipartimento Funzionale dell'ULSS 3 Serenissima. La sordità e le neoplasie, le due grandi sfide per questi medici che si trovano a fare i conti con un'incidenza maggiore che nel resto del paese a nord-est proprio di tumori al collo e alla testa. E su questo tema si concentreranno i lavori della 3 giorni. Il dialogo, il confronto, il dibattito, ma anche le buone prassi, che possono essere buone prassi venete, nazionali oppure internazionali, servono proprio ad arricchire, servono a creare quella rete e servono anche a sperimentare cose nuove, e questo oggi ha bisogno la sanità. Una scuola, quella veneta, cresciuta anche nella solidarietà, che dal 2001 gestisce il reparto Torino di un ospedale del Kenya, grazie all'opera di medici che si alternano come volontari. Abbiamo preso contatto con un ospedale che è un ospedale cattolico missionario, che è l'ospedale di North Kinangop. Si trova a 2700 metri di altitudine sull'altopiano. Facciamo circa 70-80 interventi al mese, sono circa 1000 interventi all'anno e sulle 4000-5000 visite all'anno. Servono medici volontari, l'appello che arriva dall'ospedale All'Angelo. Io adesso ho bisogno di medici che, anche se sono pensionati, che vogliono fare 15-20 giorni di volontariato in Africa, non da soli, affiancati in maniera che possono fare ambulatorio e attività chirurgica.